verso con la Sicilia, e la cultura è proprio questo. Tu lo fai col tuo museo per non dimenticare le tradizioni. Vogliamo dire dov'è questo museo? Il museo è a Marsala, è il museo delle tradizioni arti contadine che conserva un po' tutti gli oggetti della regione siciliana, non solo di Marsala. E quindi ultimamente però abbiamo pensato di non conservare solo gli oggetti, ma anche di conservare i libri, e stiamo costituendo una bellissima biblioteca. Precisamente noi raccogliamo però i libri di autori siciliani che parlano della nostra Sicilia. Vi serve altro? No, va bene così. Adesso serve a me perché deve rimanere qui, perché lei si è aggiudicato il primo posto con la poesia. Con la poesia Cosi daroci tempi. Premia Francesco Bileci. Intanto diamo lettura della sua poesia adesso. La poesia di Salvatore Mirabile ci prende per mano e ci conduce in un mondo dove poesia e cibi si incontrano, dove i versi fanno la scuola tra passato e presente, in un gioco di odori e sapori che incanta e commuove, rapisce e confonde. Tra rimpianti e ricordi, la poesia di Mirabile espande la brama di proiettarsi nel presente per costruire il futuro. Il passato è di volta in volta un'ombra o un rammarico, un viaggio nel piacere o nella felicità già goduta, oppure nel conforto d'un ricordo. La memoria diviene il recupero di spaccati di vita quotidiana che aiutano a decifrare il presente ed arricchirlo di sfumature. Anche a tavola il passato ci nutre. Ogni volta che nel piatto si riaccende una memoria, mangiamo i nostri ricordi, l'intensità di un gusto che ci rassicura come un abbraccio consolatorio. Il presidente di giuria Rosita Brugnani. E le campane hanno fatto da sfondo alla motivazione. Allora, non mi resta che ringraziare intanto la giuria, scusate le spalle, ma purtroppo la postazione Ma è facciamo questa. un applauso a sta E quindi facciamo un applauso alla giuria. Naturalmente alla Presidente della Media Verde, la dottoressa Guglieri, e chiaramente all'amico Francesco, che molto fanno e molto si prodigano per portare avanti la cultura, specialmente quella nostra siciliana, dico, ecco. E quindi diciamo facciamo un applauso a questi signori, perché veramente io lo so, perché ripeto, come già detto prima, sono anche un organizzatore di questi eventi e so quello che c'è dietro e so quello che è veramente la fatica che c'è, che non ha prezzo, è una passione che ci conduce a fare queste cose. Va bene? Non mi dilungo perché sennò annoio, quindi allora passiamo alla poesia, va bene? Aspetta che devo girarla. No, lo dico io. Allora, la poesia Cosi daroci tempi. E vittimi da rubilusso in congannisso, una decina di pennoli di zorbi rappizzate a una canna, di cutugnatorti e pinusi di giompanari, e granati rossi e spinosi c'era una centina. Nespoli barbusi alzaloni, gridavano gli schifo, figuri di gialli, virdi e rossi ingiondati, castagni e pastiglia di misciati di sacchi, connucigli di Natale, pendoli e ficusicci. Passa allora via di ritornare picciotteggio, quando qui all'imperatoretta del paese, un mangiato da Zaloni e mia Luigi, e proprio caro, talati tutti su i taglici. Più lontano c'era la tavolata di verdura, con finocchi ammazzonati, cicoria di vigne, burrani, sparaci e poleggio verde, mazzi d'origano, maiorana e sabbia. Guarda lo sbarino ciabruso, ogni tanto affagnava morboso. E così può ascoltare di Gigi Rifiusi, ribette favicchiate e rispigliate.
ma chi tu veramente non poteva pensare era a sto picciottetto arancia mare poteva avere. E quando mi disse te piglia, ma Donai era un'arancia maniglia. Tu picciotto aveva veramente un benedettino, tanta testa e due cose da voce. Ma chi tu aveva veramente, dico io, era che di minacci non ci ne fotteva niente. Qua cura e affezione presentava la mercanzia. E quando si dice avanti un grosso malandrino, gli sale grazia e ci fece vedere le mani travagliate, stanche e caggiose, come un povero meschino, con l'occhio spertati, su secchini di fuoco. Lo tagliate la testa alle pene e ci fece segno di cacciare il sacro e levarsi per giorno. Picchietta, veniva senza pagare primi. La riserva con tutto, di due picciotti ci ha rondato. E camminando, mi mise a pensare che forse le cose stavano cambiando finalmente, perché i picciotti d'ora sono più picchianti. Grazie. Grazie per quello che fa. Dimmi che sei comodo. No. Dobbiamo andarlo a trovare a Marsala. Noi